L'ospite della domenica è Vincenzo Albano. Esatto. Benvenuto, esatto. grazie di essere qui. Ma ben trovato, grazie per l'invito e buona domenica. Stanno mangiando a quest'ora, penso, quindi Sì, più o buon meno, appetito. più o meno. Hanno iniziato. Oppure al mare, insomma. Stanno al mare, stanno mangiando al mare, comunque, perché si va al mare per mangiare alla A fine. quest'ora che fa Enzo Ratti. Enzo Ratti è il finto manager. Esatto. Come te lo sei inventato questo? Allora, me lo sono inventato perché in realtà era un ruolo che andava via via sparendo, quello del manager di spettacolo ma di provincia, quello losco, quello che ti chiede... Come ti chiede? Beh, innanzitutto lui è uno che cerca di trovare nuovi artisti, cerca di scovarli e mai termine fu più azzeccato. Cioè, sarebbe in galera se fosse vero, e molti sono in galera davvero per aver fatto quello che fa Enzo Ratti, però è un manager di quelli che ti propongono degli artisti un po' cioè artisti che lui dice non li hanno ancora visti in TV questi artisti, ma perché non li vogliono proprio, quindi insomma... Non perché sono... Ma esatto, però sono nuovi, perlomeno sono nuovi. Sono nuovi. Però ha un grande successo questo sì, Enzo Ratti. piace, ma perché comunque ha una formula molto veloce, cioè oggi la comicità è veloce, quindi Enzo Ratti riesce a condensare in una proposta artistica una serie di 2 o 3 battute. Se Enzo Ratti dovesse propormi qualcosa, come farebbe? Beh, innanzitutto tu sei un famoso anchorman, possiamo dire, come direbbe Enzo Ratti, tu sei un anchorman, cioè quando la gente ti vede dice ancora, comunque no, lui, lui ti proporrebbe, che so, un corpo di ballo, che però ha fatto il Covid, è diventato un anticorpo di ballo, quindi se può servire. Oddio, non è il caso questo, però una spogliarellista qui Pure. Enzo Ratti la vedrebbe bene. Al telegiornale, e poi magari i vestiti li dà in beneficenza, fa anche una cosa carina, che ne so. È molto bella, bionda, occhi azzurri, alta 1,50 m per 230 kg. Si spoglia qua, la vedi a Caltanissetta, la vedi. Vabbè, queste sono le battute di Enzo Ratti. Sì. Come creare un sonaglio per bambini? Sì, è il pezzo che io faccio spesso dei tutorial comici. Non potrei... Immaginiamo. Ecco, sì, fra i vari tutorial che ho fatto è come creare questo sonaglio per bambini con dei rotoli di carta igienica finiti. Quindi non buttate i rotoli di carta igienica perché potete fare dei sonagli. Allora si chiudono, innanzitutto vabbè ci vogliono dei bambini anche, questo lo diciamo. Però io il tutorial per i bambini non ve lo faccio, andate su Pornhub, dovrebbero essere lì i tutorial, lui lo sa. No, lo sa perché hai dei figli, quindi li abbiamo anche visti, quindi. Insomma, mette questa pastina, si mette nei rotoli di carta igienica però pinzati, bisogna pinzare. Poi uno stecchino di gelato, sì, che funziona. Insomma, vabbè, l'avrete visto nelle puntate di Insieme Show che abbiamo registrato, insomma. Quando ti scappa? Aspetta, qual è il riferimento che stai... Perché c'hai varie... sì, adesso non mi sto ricordando qual è questo riferimento che ti hanno inculcato. No, non ti scappa, quindi. No, a me non mi scappa. Quando ti scappa? Sì, ci ho fatto un monologo su quando ti scappa e ti trovi nei posti più assurdi. Vabbè, per strada chiedi al bar. Ma ho pensato, quando ti scappa in chiesa? Allora, c'è mai stato qualcuno, ma scriveteci in redazione, ci avrete una mail, un fax, qualcosa. Quando scappa in chiesa, dove la si fa? Cioè non c'è un bagno? No. No, ma perché no? Se uno deve fare che... perché dice è brutto mettere il cartello del bagno in chiesa, però un'idea ai costruttori di chiese, che ce ne sono. Ecco, magari per il bagno degli uomini mettete Adamo, per il bagno delle donne mettete Eva, delle donne, e poi per gli invalidi mettete Lazzaro che si alza e cammina, non lo so. Vabbè, però è un'idea, e io butto idee così. Tu sei di Castellaneta, vicino a Taranto. Nato a Castellaneta, sì, il tempo di nascere e andarmene. E Castellaneta è nato Rodolfo Valentino. Caspita, io non vorrei farlo sfigurare adesso a Rodolfo che ci segue, che salutiamo dall'alto, però insomma non potevo... Ma tempo di nascere e poi dove sei andato? Taranto. Ecco, e lì come... Lì ho studiato... Hai studiato, sei laureato in scienze della comunicazione. Hai capito? Dottore. Io potrei farti le scarpe, caro Michele Cucuzza. Io sono quasi... Dottore in scienze della comunicazione. Sei un esperto di comunicazione. Sì, diciamo che sì,
ho fatto anche questo di lavoro, il social media manager. I migliori comunicatori che ti vengono in mente, esclusi i presenti. I migliori comunicatori, beh, diciamo che il mio lavoro era più dietro i migliori comunicatori, però diciamo che la mia laurea, nel momento in cui mi sono laureato, era già obsoleta, perché siamo andati incontro a delle tecnologie nuove, e quando mi sono laureato io non c'erano i social network. Io nel 2004 mi sono laureato e non c'erano ancora i social network. Adesso bisogna laurearsi studiando Facebook. Ti rendi conto? Cioè, i testi li vedi, li scrolli sul telefonino adesso. E le fake news, come te la cavi con le fake news? Le fake news bisogna saperle distinguere. Io ho un occhio critico, ad esempio quando una volta ho letto... aspetta che non me la ricordo, però tu sei incalzi. Alieno trovato morto nei cerchi nel grano perché era celiaco. Quindi attenzione, non è vera, non è vera. Alieno trovato morto. Poi c'era quella lì del mago vegano che estrae il tofu dal cilindro, anche questa non è vera, non è vera. Mago vegano. Senti, Central Station com'è stato? Central Station è stata una delle mie prime esperienze con la comicità in TV. Facevo parte di un duo, è stata una bella esperienza, ero tanto acerbo, infatti poi devo dire che mi sono fermato un po', non fermato in questo lavoro, mi sono fermato per studiare, per capire quello che dovevo fare, e poi c'è stato lo studio del personaggio del manager di Enzo Ratti. Che mi ha dato un po' l'abbrivio per questa nuovo corso della mia carriera. Bravo. A dire carriera, però. Ma poi Zelig l'hai fatto in TV e anche nel locale? Zelig, sì, Zelig è il locale di Viale Monza storico di Milano, e da lì proviamo tutte le settimane i nuovi personaggi, i nuovi pezzi, cerchiamo già di fare squadra. E c'è gente anche che sta lì a guardare o gli autori di Zelig. Gli autori di Zelig, sì. Pensavo dico gente pubblico, cose. Certo. E lì capisci anche quando una cosa va o non va. La prima cartina torna sola è il pubblico, sempre, più dell'autore a volte, perché a volte gli autori dicono a me non piace, ma questi ridono, che facciamo? Che vuoi fare? E poi c'è stato Comedy Central? Comedy Central, poi Zelig, Colorado, di nuovo Zelig, insomma, a Milano ho avuto la fortuna di lavorare in tutte le, come si dice, cambiare sponda, ecco. È bello questo. Senti, sì. Il periodo difficile, quello del Covid, come l'hai passato? Il Covid? Non ho sentito... non l'ho sentito. La pandemia? Sì, quella roba lì che ci ha tenuto chiuso per 1 anno e mezzo. Sì. Io sono stato a casa a cercare di trovare un vaccino. Ho visto nel terzo cassetto, non c'era, nel mobile delle medicine non c'era niente. Poi per fortuna l'hanno trovato gli altri. Sì. Di solito quando non trovo le cose in casa mia moglie sa dove stanno, però io tutti i giorni, amore, dov'è il vaccino? Niente, neanche lei. Non c'era. Ho fatto tanti video sul web, mi sono dato da fare in quel senso lì. Siamo cambiati? Come siamo cambiati con questo diavolo di Covid? Ma secondo me siamo più cattivi, più chiusi, Ma sai cosa? Io devo dirti la verità. Nel momento in cui all'inizio di quest'anno abbiamo detto ecco adesso apriamo le finestre, usciamo di nuovo, c'è stato quell'altro problemino della Russia che adesso la guerra. Sì, perché nel momento in cui stavamo aprendo le finestre per far entrare il sole ci hanno detto no, chiudetele, tenete il calore che non si sa mai, non arrivi più il gas, e quindi insomma non abbiamo fatto in tempo da dire. Esatto, no, è un po' così, quindi noi facciamo un po' di fatica onestamente, perché la gente viene e ha bisogno di una dose maggiore di risate per aprirsi. Ecco. Sì, ci vuole più... Sì, perché a volte hai quella sensazione di trovarti davanti a una platea che di problemi ne ha. Se prima magari chi era disoccupato in realtà stava cercando lavoro e magari l'avrebbe trovato, adesso chi è disoccupato il lavoro ha un po' più di difficoltà nel trovarlo, noi abbiamo più difficoltà a trovare lavoro, ingaggi, vanno tantissimo le cover band quest'estate, c'è stato un incremento, infatti io voglio fare, lo dico, io mi aprirò la partita IVA per fare una cover band adesso, poi Vincenzo Albano, è giusto, io faccio Albano. Io faccio anche perché sai suonare, sai cantare? So suonare, so cantare, chitarra elettrica, mi piace la chitarra. Caspita. Sì. Accompagnamento, solista? Solista anche, sì, io lo dico sempre, io ho la musica nel sangue, io quando faccio un'analisi del sangue, i risultati li scarico da Spotify, cioè proprio, mi piace molto, ma in realtà io sono un comico perché
ero un musicista che non ce l'ha fatta. Ah, è vera questa cosa o mi stai È prendendo? in giro? vero. Cioè, allora, lo spettacolo funziona Scienza così. della comunicazione. Scienza della comunicazione. Poi, ma questo in genere, musicista fallito diventa comico, perché fa ridere, diventa comico. Il comico fallito diventa autore. Ma questo non lo dico, non è vero, non è vero. Sarebbe il tuo Enzo Ratti che più o meno ha fatto questo. Ma lui sai cosa? Lui è un furbo. Lui è un furbo, alla fine lui ce la fa. Perché in un modo o nell'altro riesce magari a venderti quell'artista, diciamo, a imbambolare quella proloco. E quindi gli Enzi Ratti in Italia ce la fanno sempre. Ah, sì, Però quello è il tipico ingegno italiano, quello che prende, diciamo, la tradizione dai film di Monicelli, il furbetto italiano. Ma ce ne sono ancora, Bonario. è vero sta cosa, ci sono o meno? Beh sì, ma Sì. ma ci sono anche tanti colleghi che Sì, hanno eh? fregato il pubblico comunque. Ma non dirò. Senti, ma lavori quest'estate o vai in giro? Sì, sì, vacanze? qualche spettacolo lo faccio, devo dire, sono fortunato in questo e mi sto preparando per la prossima edizione di Zelig, incrociamo le dita, queste cose non si dicono, però... No, beh, in bocca al lupo, dai, figurati. dai, Ci fa molto dai. piacere. Viaggetto, una cosettina, ce l'hai il tempo? Niente proprio. No, ce l'ho il tempo e me lo prendo anche perché ne abbiamo bisogno. Io ho la fortuna di essere di Taranto, di non farmi il problema sulle vacanze. Io prendo e torno a Taranto. Stop. Lascio Milano Bellissimo. ai milanesi che se la godono. Oh, dicono, ma Milano è bella d'estate. Prendetevela. Godetevela. Ve la lascio, questa è casa mia, se volete acquistare le chiavi. Però io mi godo il mare di Taranto. E infatti la Puglia è una delle mete più ambite, più amate dai turisti italiani. Poi, oddio, Taranto ha quei suoi problemini, c'ha l'Ilva, vabbè, però è una città che io dico sempre, Taranto la porto nel cuore, anche perché se la portassi nei polmoni non starei qui. Quindi... Questa non è male, devo lo so, dire. purtroppo. è Bellissimo. vera. Senti, Catania come l'hai trovata? Come l'ho lasciata? Io non lo so, però sono stato qualche anno fa, è sempre bella, è sempre, la sento molto vicina in realtà, perché è una città di mare, è una città confusionaria come la mia Taranto, piena di viuzze, mi piace molto e poi, ecco, saluto il mio liutaio che mi ha costruito la chitarra, uno di Catania proprio, lo saluto. Ciao Francesco Di Stefano, fammelo salutare. Era Taranto? È di Catania, è di Catania. E ti ha costruito La mia chitarra me l'ha spedita, te l'ha perché a spedita. Catania c'è una bellissima tradizione di liuteria, di strumenti musicali. Questo non lo sapevo, mi fa piacere che poi venga raccontato da un meridionale ma pugliese. Quindi Pugliese trapiantato, Bellissimo. perché poi alla fine si vive dove sia il mutuo in realtà. Io ce l'ho a Milano e cari milanesi mi vedrete ancora per 26 anni. che tanto dura il mutuo. Diciamo di sì. Diciamo Questa è di sì. bellissima. Ascolta, Zelig è il tuo prossimo passo, altri progetti, altre cose? Beh, altri progetti, ho la fortuna di aver fatto anche qualche piccola fiction per Rai 1. Oh, A ottobre però, mi e vedrete. la butti lì? Ma sì, i Matataranni a ottobre mi vedrete lì. Ah, che È bello. una puntata, però. E che ruolo si Il può prete, dire? quelli scarsi fanno il prete, si sa. Quelli scarsi Al cinema, quelli scarsi fanno i preti, perché il Che prete. invece è un ruolo bellissimo, avrai momenti anche di confidenza, di intimità. Sì, sì, ma anche momenti comici, perché questo prete è un prete di un centro per anziani, un prete sportivo. E devo dire che per come sono fatto io, chi mi conosce lo sa, cioè sono più credibile come prete che come sportivo. Perché io odio lo sport. Sì, Lo sport è importante, lo dicevano anche i latini, import e sport. Non dicevano esattamente così, vabbè comunque. Senti, il prete però è sportivo. Prete sportivo che però cerca di far fare sport agli anziani, insomma, a quelli sani, a quelli che hanno l'anca in titanio, insomma, però è questo prete che è molto simpatico, devo dire, e lì è stata girata Un bel in Basilicata. personaggio. Sì. Avete girato in Basilicata. Sì. Ed è il tuo debutto in Ho televisione fatto serie o anche altre cose? Doc, quello con Luca Argentero. Ah, però. E facevo l'ex marito di una caposala, insomma, non il ruolo proprio dei sogni, però che Bello, è bello comunque. perché misurarsi con altri tipi di ruoli per i comici è sempre motivo di crescita. Poi l'Italia negli anni 70, gli anni 80 ha spesso usato nel cinema i comici che facevano
la loro porca figura, devo dire. Beh, come no, hanno strappato parecchie lacrime ai comici, perché forse siamo così, siamo disincantati, non veniamo, chi come me, chi è come me, un Guitto, non viene da scuole di teatro e quindi ci mette il Dottore, cuore. quale Guitto? Dottore, va bene. Complimenti, grazie per essere stato qui. In bocca al lupo per tutto. Vincenzo Albano. Mi fai quella roba dei fogli che fate voi sempre? Sempre Ecco, la faccio. posso farla io? Prego. Però poi deve andare la sigla. Aspetta, allora, pronti? Lui fa così coi fogli e mandiamo la sigla. L'ospite della domenica, Vincenzo Albano. Il giornalista della domenica, Michele Michele Cucuzza. Cucuzza, anche degli altri giorni.